Ciao a tutti, sono Saba, sono qua nel comune di Zuccarello insieme a Zena Zon. Oggi parliamo del bello e del buono di Genova e della Liguria. In questo momento mi trovo all'interno del forte Poggiogrande, chiamato anche Due Fratelli. Sono all'interno del cortile dove si possono ammirare i suoi bastioni ed è un forte che è ubicato presso il Monte Croce a 802 metri sul livello del mare e il mare lo abbiamo proprio di fronte a noi. Il tracciato, che è l'originaria strada militare di servizio della struttura fortificata, offre un panorama mozzafiato sulla sottostante Valle Auzza e sulle Alpi Liguri della Val Tanaro. Il forte, costruito sulla sommità del Poggiogrande, è di forma poligonale, parzialmente interrato e circondato da un fossato con muri di scarpata. Dopo il giro del forte di Poggiogrande siamo arrivati al Santuario della Riconciliazione e della Pace. Il Santuario della Riconciliazione e della Pace, anch'esso è ubicato sul Monte Croce. Il 4 ottobre 1949 la Madonna di Balestrino apparve dinanzi ad una bambina di 9 anni, Caterina Richiero, che in quel momento stava portando al pascolo le pecore proprio sul Monte Croce. La Madonna si presentò alla bambina e quest'ultima le chiese: «Chi sei?» E la Madonna le rispose: «L'Immacolata Concezione», ed invitò la piccola a recitare il rosario quotidiano. La giovane, una volta tornata a casa, raccontò l'accaduto, ma nessuno, compreso i genitori, la presero sul serio. Solo 4 anni dopo, il 5 agosto del 1955, la Madonna apparve ancora una volta, ma fu sempre Caterina Richiero a poterla vedere. In quel momento successe un fatto davvero particolare. Gli abitanti di Bergalla, frazione di Balestrino, testimoniarono che proprio in quel momento dell'apparizione della Madonna videro il sole roteare sopra la cappella. Oggi è il 28 marzo e non è il 5 di inizio mese, ma noi siamo stati testimoni di un fenomeno davvero raro. L'alone intorno al sole. Sapete che cos'è l'alone intorno al sole? È frutto di un fenomeno ottico di rifrazione della luce solare che interagisce con i cristalli di ghiaccio presenti nell'atmosfera. Balestrino è un delizioso comune in provincia di Savona, ove oggi rimangono le rovine del suo borgo antico, un borgo ricco di avvenimenti storici, tanto da essere utilizzato come ambientazione ideale per alcuni film.
Tra il 1962 e il 1963, dopo numerosi eventi sismici, il borgo venne abbandonato e furono costruite nuove abitazioni creando un nuovo borgo adiacente. Alzando gli occhi è possibile ammirare il castello del Carretto. Ballestrino è un luogo affascinante, ricco di storie e di leggende, tra cui la presenza di un fantasma. Ciao a tutti, sono Saba, sono qua nel comune di Ballestrino insieme a Zena Zon e oggi parliamo del bello e del buono della Liguria e di Genova. Di Genova e della Liguria, ultimato nel 1897, oggi in rovine, non visitabile nell'interno ma osservabile facendo il giro.